Vi dico solo tecnicamente che si è avvalso la facoltà di non rispondere. No, può ripetere. Non ho sentito. La facoltà di non rispondere. Si avvalsa Però basta, perché sapete, tra l'altro, non avrà fatto istanza. sapete che i sostituti non Sì. hanno il divieto di intrattenere rapporti con i giornalisti. Ricordatevi sempre che c'è la presunzione di innocenza, che siamo in fase di indagine, una fase molto fluida e delicata. Davanti al pubblico ministero Giorgio Falcone e al giudice per le indagini preliminari Laura Alcaro, Andrea Favero si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'interrogatorio di garanzia è durato quasi 2 ore. Alla fine il fermo non è stato convalidato, ma il giudice ha emesso una misura di custodia cautelare in carcere. Andrea Favero resta dunque in cella con l'accusa di omicidio volontario della compagna Giada Zanola. Il suo avvocato chiede che venga tutelato il figlio della coppia, che ha appena 3 anni. No, non è mia intenzione rendere dichiarazioni, davvero non è il momento questo. Della facoltà. Peraltro c'è un minore coinvolto, per cui credo che sia proprio l'interesse di tutti mantenere in questo momento, scusate perché la massima tutela nei confronti di questo bambino e delle famiglie che stanno veramente vivendo una situazione davvero penosa. Quel che è stato cristallizzato sono le parziali ammissioni fatte da Favero durante il fermo di mercoledì notte. Non ricordo se siamo saliti sul gradino della ringhiera che si affaccia sull'autostrada. Andrea Favero ha raccontato dell'ennesimo litigio con la compagna avvenuto martedì sera, poiché lei si è allontanata a piedi e lui l'ha raggiunta facendola salire in macchina. Il percorso verso il cavalcavia e poi il buio. Andrea Favero dice di avere un vuoto di memoria. Il 38enne la mattina ha anche mandato un messaggio al numero di Giada chiedendole se era già andata al lavoro e rimproverandola di essere uscita senza salutare lui e il figlio. Un tentativo di sviare le indagini. Tanti gli interrogativi. Giada Zanola era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. A questo dovrà dare risposta l'autopsia attesa in queste ore. Verranno svolti anche esami tossicologici visto i timori palesati dalla 33enne che ad un'amica via messaggio aveva scritto di temere per la propria vita e di venire avvelenata. All'amica Giada aveva anche spedito foto con ecchimosi e segni di percosse durante i numerosi litigi con il compagno. Del comportamento violento di Favero aveva anche parlato con un uomo con cui da poco aveva iniziato una relazione. Anche al fratello Giada aveva raccontato che Andrea Favero non accettava l'idea di una separazione. Tra le ammissioni fatte dal compagno, la paura che la donna non gli facesse più vedere il figlio di 3 anni.